Siamo con la giornalista Paola Treppo che presenta il suo ultimo libro, Friuli, storie di uomini e donne senza tempo. Paola, questo è il tuo quinto libro e racconta storie di donne e uomini friulani. Sì, è un libro che nasce dalla volontà di trasmettere, di lasciare in memoria di queste persone che sono appunto uomini e donne senza tempo, come li chiamo io, perché hanno tutti una bella età e le loro vite sono, diciamo, vite in cui potrebbero ritrovarsi molti friulani, vite legate alle migrazioni, legate ad antichi mestieri, ad antichi borghi, persone che raccontano la loro vita e raccontano così anche la storia del loro territorio. Normalmente sono piccoli paesi, non grandi agglomerati, quindi non le principali città della nostra regione, ma piccoli abitati, spesso dove c'è solo un abitante oppure dove non è rimasto più nessuno, dove si torna per la casa, diciamo per le vacanze estive, e quindi sono spesso seconde case, e troviamo queste persone che ci raccontano, dico io con generosità, la storia della loro vita e ci lasciano un substrato sul quale lavorare e da trasmettere anche alle nuove generazioni. Queste storie sono dei racconti che tu hai conosciuto durante i tuoi anni di giornalismo, è vero? Sì, in tantissimi anni di attività sul territorio ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscere queste persone. E quindi si va dalla Val Tramontina alle valli del Natisone, alle valli del Torre, insomma delle domeniche passate, trascorse spesso anche per caso in questi borghi, dove ho incontrato altrettanto per caso e altrettanto con generosità queste persone che mi hanno accolto nelle loro case raccontandomi la storia della loro vita e dei loro vecchi mestieri, della loro, diciamo, della loro famiglia, di come hanno trascorso insomma la loro vita sia in Friuli che all'estero per coloro che sono emigrati. Raccontano anche spesso le storie delle vecchie osterie, di luoghi di accoglienza, di socialità, perché spesso anche sono persone estremamente aperte, arrivano da esistenze diciamo legate proprio a locali dove c'è stata accoglienza, quindi alla vecchia osteria, al vecchio ristorante, magari che non ci sono più anche. Sono storie e racconti che ti hanno colpito, immagino, perché raccontano quello che è il nostro territorio, la nostra gente. A volte con il lavoro del giornalismo non si ha sempre lo spazio necessario per riuscire a raccontare tutto. Purtroppo è vero, spesso non riusciamo a raccontare l'immensità oppure a rendere l'immensità della vita di una persona, del resto sarebbe impossibile, lo può fare forse, non lo so, un biografo. Comunque la volontà è quella di trasmettere il più possibile le sensazioni anche attraverso diverse immagini fotografiche scattate proprio alle persone nei loro borghi di residenza. E quindi insomma c'è questa volontà insomma di cercare in maniera più ampliata di raccontare quello che io ho potuto fare solamente in piccola parte grazie alla mia professione in tanti anni di lavoro. Qualche storia che ti ha particolarmente colpito, che ci vuoi raccontare? Allora andiamo a Picon, che è un piccolissimo borgo delle valli del Natisone nel comune di San Leonardo, dove abbiamo incontrato un signore insomma, che ha la sua bella età, come dico sempre, e è rientrato dopo una vita di emigrazione, era partito dalle valli del Natisone quando era insomma un poco più che ragazzo, è un capitano di lungo corso che ha solcato tutti i mari del mondo a bordo delle navi, insomma, dove lavorava. Poi è andato in pensione e con sua moglie, che è finlandese o svedese, insomma, della zona, è rientrato nelle valli e ha restaurato la sua vecchia casa nel borgo dove un tempo, quando è partito, c'erano moltissime persone, molti residenti. Poi i borghi, come tanti borghi del Friuli, si sono spopolati e quindi è tornato, non c'era più nessuno, però la sua casa l'ha ristrutturata e ora vive lì. Non c'era più la corrente elettrica, o forse non c'era ancora quando se n'è andato, e diciamo di tasca sua ha finanziato l'installazione di un lampione dell'illuminazione pubblica, che è l'unico, e continua a vivere lì perché dice: io ho navigato in tutti i mari del mondo, ma il mio cuore batte qui a Picon. Un libro quindi che racconta tante emozioni. Sì, ecco, è un libro emozionante, racconta le emozioni delle persone. Dico, non è neanche in un certo senso il mio libro, è il libro di queste comunità e di queste persone, e a loro è dedicato, infatti. Dove possiamo trovare questo libro?
Allora, il libro è in edicola nelle librerie, diciamo, tradizionali del Friuli, quelle che raccontano la storia del Friuli, oppure dall'editore Chiandetti Editore, si trova anche online.